Amici dell'ascolto, un cordiale buonasera da noi Lepore, dalla Pala Barsacchi di Viareggio, dove sta per prendere il via la gara tra il Centro Giovani e il Valdagno. Valdagno che ha fatto ingresso in pista in questo istante con la maglia arancione, il CGC con la maglia viola. Vediamo quelle che sono le formazioni delle due squadre. Il Valdagno schiera Bovo con il numero 1, con il 4 Tomba, con il 6 Crocco, con il 7 Di Qui Giovanni, con il 10 Barbosa, con il 34 Lazzarotto, con il 55 Giuliani, con il 59 Borregan, con il 25 Cunegatti. Allenatore il signor Luca Chiarello. Il Centro Giovani Calciatori schiera Gomez con il 17, Puccinelli con il 5, Muglia con il 9, con il numero 11 Danna, con il numero 7 Rosi, con il numero 37 Raffaelli, con il numero 8 Cinquini, con il numero 1 Lombardi, con il numero 94 Torre. È utilizzato questa sera anche Cozzani, uno dei giovani della formazione del CGC al posto di Federico Mura, squalificato per 4 giornate dopo la partita di Sandrigo persa la settimana scorsa 4-1 dal Centro Giovani. Allenatore ovviamente Alessandro Cupisti, gli arbitri sono Simone Brambilla di Agrate, Giacomo Vischio di Tiene e l'arbitro ausiliario di Viareggio Franco Ferrari. Insieme a me stasera qua alla Pala Barsacchi a commentare questa partita Andrea Bemi, che è insieme con Carlo Giordano il preparatore atletico della formazione bianconera. Salutiamo Daniele Maffei che solitamente ci accompagna in queste telecronache, è entrato già nel vivo del Carnevale di Viareggio perché domenica pomeriggio c'è uno spettacolo di bambini al Teatro Eden, quindi lui è alle prove stasera visto che lui presenta questo spettacolo essendo anche la voce ufficiale del Carnevale. Andrea Bemi è tornato da una breve vacanza a Tenerife con la signora Angela e con degli amici, però di là lui ha seguito le sorti del Centro Giovani Calciatori dell'Hockey dello sport cittadino e purtroppo va detto Andrea è un momento un po' delicato, un momento in cui la partita di stasera diventa importante e delicata perché la posizione di classifica della squadra del CGC è a ridosso, possiamo dire, della zona calda, anche se gli obiettivi di inizio stagione erano quelli della salvezza conquistata prima possibile, quindi in linea di massima ci siamo, no, a dover soffrire un po' in questo torneo, però probabilmente si sperava un po' di meno. Gli obiettivi dell'inizio stagione ma anche del corso della stagione sono proprio la salvezza. E devo dire che la squadra, sono venuto martedì sera, ma tutta la settimana si è allenata molto bene, anche l'altra settimana si era allenata molto bene. Purtroppo poi magari durante le partite ci sono squadre che sono un pochino più attrezzate, un pochino più che hanno più giocatori che hanno fatto già molte volte questo campionato di A1. Noi abbiamo proprio questa esigenza forse di fare qualche punto in più per levarci dalla zona bassa della classifica e fare una salvezza che sarebbe proprio il punto di partenza per poi i prossimi anni, i prossimi campionati. Penso che questa squadra se lo merita anche, è una squadra formata proprio quasi esclusivamente da viareggini, a parte il portiere e l'altro argentino che stasera è fuori. C'è da dire, Andrea, scusami, che però la squadra è reduce da un punto solo fatto con il Sarzana qui alla Pala Barsacchi nelle 3 giocate. Sulle ultime 3 ci sono state queste 2 sconfitte, quindi è chiaro che il morale va un attimo risollevato e si risolleva ovviamente con un risultato importante, tenendo conto però che questo Valdagno è una signora squadra. Infatti il Valdagno secondo me è un'ottima squadra. È una zona, ci sono stato molte volte quando anche con la nazionale nella zona di Requaro, Valdagno, sono zone dove l'hockey è molto sentito e è uno sport molto importante, no? Anche da noi abbiamo una grossissima tradizione, però laggiù veramente è un posto dove ci sono paesini vicini, cioè Trissino, Valdagno,
tutte Bassano, sono tutte zone vicine e dove l'hockey veramente è veramente importante. Valdagno, ricordiamo, 28 punti in classifica, Centro Giovani Calciatori 17, la formazione veneta è una squadra che il Centro Giovani nell'arco delle sue annate ha sempre, diciamo, avuto sulla sua strada anche in zona dei playoff, anche per finali, quindi insomma è una squadra di tradizione e questa è una partita sentita. Ci sono stati dei problemi ovviamente per i tifosi del Valdagna a dover venire qua perché era stata segnalata una partita a rischio per la rivalità che c'è tra le due tifoserie, ci sarebbero stati biglietti nominativi e si sa che non sempre a tutti piace questo e quindi chiaramente vediamo la tribunetta che di solito ospita, quella al lato mare, i tifosi ospiti al seguito delle formazioni che arrivano al Palabarsacchi è vuota, quindi è un motivo questo di intuire che non tutti volevano questo biglietto presentando il documento e quindi preferiscono ascoltarcela con questa diretta qua sulla pagina della FERS qua dalla Palabarsacchi e quindi noi salutiamo anche tutti gli amici di Valdagna e tutti coloro che ovviamente ogni settimana ci seguono. Tutto è pronto per il via di questa partita, ricordo Valdagno maglia arancione, Centro Giovani maglia viola. È iniziata la partita con gli ospiti che sono subito in possesso di pallina, ricordo il Valdagno è reduce dal 4-4 fatto la settimana scorsa con il Monza, vinceva 2-0 e poi si è fatta recuperare, quindi Andrea anche questo è un dato di fatto che sì, una squadra diciamo esperta come questa con un doppio vantaggio, sì, tipo come capitò al Centro a Novara dove vinceva 2-0, quindi vediamo che poi in quella volta lì ci fu un po' di rammarico, però anche altre squadre insomma hanno questa cosa. Sì, poi anche il Monza qua invece noi abbiamo fatto una partita al contrario perché abbiamo fatto una partita in una grande rimonta, sì, a pochi secondi dalla fine. Centro Giovani che avanza, chiaramente stasera devono sacrificarsi perché mancando Federico Mura che è stato diciamo ingenuo proprio a pochissimi secondi dalla partita di Sandrigo, così avere questo gesto di stizza, quasi di frustrazione nei confronti di Borregan, si è beccato queste 4 giornate su cui ecco, la società non è voluta intervenire diciamo multando, ma anche questo insomma è un gesto di maturità per far capire forse Andrea anche al ragazzo, no? Che ci tengono a lui, è arrivato insomma dal giovinazzo, un giocatore che dal punto di vista tecnico non si discute, è diciamo uno di quelli che ha segnato più gol finora anche qua a Viareggio e si deve solo controllare questo gesto diciamo che gli ha fatto la società è di incoraggiamento a lui, no? Anche infatti secondo me per diventare un ottimo giocatore deve proprio capire, avere questa continuità nel gioco e soprattutto anche nel morale. Tanto c'è stata questa bella parata risposta come sempre di Gomez sugli scudi in ogni partita, era stato Borregan che aveva indirizzato questa conclusione da fuori, parte il centro con Elia Cinquini, viene incontro Samuele Muglia, poi Liam Rosi, cresciuto chiaramente negli anni di rendimento qua a Viareggio. Intanto Romeo Danna cerca di fare un po' il guastatore davanti al portiere del Valdagno, ha avuto così la pallina del recupero di Qui Giovanni per la formazione ospite. Siamo a 2 minuti dal via di questo incontro qua a Viareggio molto sentito e delicato proprio perché come detto il centro ha bisogno di questi punti per ritrovare un po' della tranquillità e per ogni partita l'allenatore Alessandro Pupisti l'ha definita come fosse insomma una finale proprio per responsabilizzare un pochino anche tutti i suoi giocatori. Ancora in avanti Giuliani, il giocatore che aveva tirato prima, ha ripreso la palla, attenzione perché c'è stato ancora, ci ha messo una pezza il portiere Gomez, ma Gomez che va subito al balaustra perché ha un problema probabilmente subito al pattino. Anche in questo caso Andrea era stato bravo il portiere viareggino, però
la difesa aveva consentito sì. dico, a Borregan di trovare questo spazio. Hanno trovato questo spazio, però cioè, nell'hockey è chiaro che si trovano anche qualche spazio e anche il portiere mi sembra che sia entrato bene in partita, ha già fatto 2 interventi importanti. Dico, la tenuta fisica, Andrea, ecco, voi con questo metodo che avete cronometrate, diciamo così, tenete Sì. sotto controllo ogni giocatore, no? Sì, Anche sì, nell'arco più che della altro- partita, per vedere quanto consuma, no? Quindi, più che altro è Carlo Giordano che ora è in panchina che fa tutta questa attività. Io come sai faccio... ecco, sì, da supervisore, però dicevo l'aspetto fisico, perché dobbiamo dire che la squadra finisce le partite sempre correndo, no? Voglio dire, quindi il lavoro fatto a monte infatti- e quotidianamente dico negli allenamenti sta dando, ecco, siete soddisfatti da questo punto di vista? Per quello siamo soddisfatti e come dici te abbiamo questo riscontro quotidiano, cioè la mattina mi arrivano già tutti i dati dell'allenamento della sera, quindi vediamo tutto il lavoro. Vorrei segnalare che per esempio 3 giocatori su 5 del Viareggio hanno giocato insieme nelle giovanili, quindi vengono dalle giovanili Danna, Cinquini e Muglia. Ecco, anche questo è un aspetto, diciamo, è un incoraggiamento anche per giovani come stasera Morgan Cozzani Rossi che è in panchina e gli altri che possono, diciamo, avvicendarsi in questa, in questa occasione. Bravo. Avanza ora il accetto, però Muglia e Danna sono fatti soffiare la pallina dai giocatori del Valdagno che ritornano prontamente in attacco. Ancora una conclusione da parte del numero 10 Barbosa e il portiere Gomez con il pattino è riuscito a neutralizzare. Rosi, Cinquini, sono un fallo ciascuno di squadra. Centro Giovani e Valdagno 0-0 il risultato. Ritorna in avanti la formazione ospiti con molta velocità, qui è andata a sbattere, però insomma qui sembrava che fosse andato il giocatore del Valdagno a sbattere su Cinquini, non mi è sembrata la volontarietà, sinceramente non mi è sembrata la volontà, un fallo diciamo volontario, e qui insomma l'arbitro c'è Giuliani che va sulla pallina per questo tiro diretto quando siamo al 21:38. Però sinceramente non mi trovano d'accordo. Attenzione perché Giuliani mantiene il possesso della pallina, la alza. Ecco Andrea, non vogliamo essere come nei commenti di parte, però sinceramente sembrava più che Cinquini si fosse fermato e il giocatore del Valdagno è andato addosso. Comunque l'arbitro era lì a 1 metro. No, ma quello indubbiamente, noi come sempre rispettiamo il lavoro e il compito del direttore di gara, è un'impressione fatta da noi dall'alto, però non mi è sembrata la volontarietà di Elia nel commettere secondo fallo. me comunque arbitrare l'hockey è estremamente difficile perché le velocità che ci sono alte e quindi anche decidere in poche frazioni di secondo comunque non è facile. Gomez ancora una volta bravo Pablo perché ha neutralizzato. D'altra parte anche questi tiri diretti non sono semplici da realizzare perché insomma davanti c'hai questi portieri che ti ipsonizzano un po' e ti rendono il lavoro difficile. Rosi, bello il suo spunto, la conclusione dalla parte opposta c'è il portiere del Valdagno che è riuscito a neutralizzare nella circostanza. Muglia, ancora Rosi che controlla la situazione, manovrano i giocatori del Centro Giovani, stasera ricordo in maglia viola. Riparte il Valdagno, accelerano nel pattinare, poi sono costretti a dare indietro a Barbosa, non ha trovato lo spazio per il tiro. Giuliani è lì, avanza, tanto sono trascorsi 5 minuti dal via di questo incontro perché ne mancano 20 da giocare prima del termine del primo tempo. Tanto il Valdagno ha 2 falli rispetto a 1 del Centro Giovani, tengono il possesso della pallina i giocatori di Luca Chiarello, l'allenatore. Attenzione, si distende molto bene il portiere del
centro giovane qui è stato bravo a coprire un po' tutto lo specchio della porta. Ha Andrea. fatto un buon intervento, per ora ha già fatto almeno 4 interventi veramente buoni. Doveroso il primo piano della nostra regia su Pablo. Salutiamo anche Carlos, suo papà, che dall'Argentina ci segue come sempre ogni partita. Posso dire che è un ragazzo estremamente serio, si allena veramente con un ottimo impegno. Insomma, si è integrato molto bene, Sì. sia nella squadra che anche nella città. Attenzione che c'è questa azione importante del Valdagna, ancora una volta Pablo, era stato Giuliani a trovare l'attimo per concludere, ma ancora una volta l'esperienza e la bravura di Gomez ha neutralizzato, viene in avanti Rosi, però c'è stato l'intervento del direttore di gara perché ha visto una irregolarità e si riparte quindi con il Valdagno. Tanto l'allenatore dà delle direttive della squadra ospite ai suoi giocatori. Partita fino a questo momento con un buon ritmo. Ovviamente anche il Valdagno ha bisogno di punti. Tanto sembra pronto già un primo cambio per il CDC, dovrebbe trattarsi di Luca Puccinelli. Si sta riscaldando Niccolò Puccinelli. Tanto bella opportunità per il centro giovani, prova da lontano Muglia, respingono i giocatori del Valdagno, un'iniziativa importante da parte del bomber Viareggino. Borregan, laterale per Barbosa, ora è il centro che si chiude non dando lo spazio e costringendo da lontano i giocatori del Valdagno alla conclusione. Avete visto quella corta respinta di Gomez, stava per favorire Di Qui Giovanni che commette addirittura fallo in attacco nei confronti di Samuele Muglia, che con mestiere si è fatto franare addosso il giocatore, e anzi no, invece è Luca Puccinelli che entra al posto di Muglia. 3 falli per il Valdagno, 1 per il centro giovani. Qua Andrea è stato Lombardi, dicevo, è stato un mestierante Muglia a farsi franare addosso l'avversario per rimediare il fallo di squadra. Chiaramente Samu, con il lavoro che fa, ha bisogno di rifiatare ogni tanto, quindi ha bisogno anche di uscire e di riprendere energie per poi essere prontissimo. Ecco perché in questo gioco del centro giovani l'allenatore Alessandro Cupisti vuole Andrea, ecco, che partecipano sia in attacco che in difesa anche gli attaccanti stessi, quindi è molto dispendiosa. Come abbiamo visto il Valdagno attacca molto bene, conclude bene specialmente negli ultimi metri, quindi c'è bisogno di una copertura da parte di tutti. Intanto ancora gli ospiti che tendono a venire in avanti. Ecco, c'è da dire dal punto di vista statistico, se vogliamo, ha tirato per il momento più il Valdagno che del centro. Abbiamo avuto un'occasione, mentre loro hanno fatto già. Ecco, loro bisogna vedere, ecco, loro dal punto di vista fisico se riescono a tenere questo ritmo, no? Per tutta la partita. Ma sicuramente, perché conosco bene il preparatore, è molto bravo. Ah, ecco, quindi allora ecco, ho capito. E quindi insomma bisogna che i ragazzi di Alessandro Cupisti, ecco, mantengano alta la concentrazione fino in fondo, perché Lombardi con Cinquini, ecco, potrebbero essere efficaci sia le sue conclusioni da lontano, poi quando ci sarà spazio anche per Alex Raffaelli, un altro specialista dei tiri da fuori, soprattutto se il Valdagno qui, ecco, Luca Puccinelli ha perso la pallina. Attenzione, perché qua si stava creando un pericolo, che in qualche modo c'era stato un mezzo alza e schiaccia del giocatore del Valdagno. Per fortuna del centro la pallina è andata al lato, Andrea. Ecco, bisogna fare attenzione, perché involontariamente Luca Puccinelli gli aveva dato l'assist. Sì, ma sono cose che possono succedere, quindi no, chiaramente il controllo della pallina in velocità ci sta. Non era certamente una critica per Luca. No. 16 minuti a concludere il primo tempo, 0-0
partita, come si vede anche dalle immagini che arrivano qui dal Pala Barsacchi di Viareggio, è equilibrata. Sì, per ora abbiamo tenuto anche bene, cioè ha attaccato più il Valdagno, però abbiamo tenuto bene la pista. Ecco, considerando appunto anche il valore tecnico della squadra avversaria, perché non va sottovalutato che il Valdagno, insomma, l'abbiamo già come detto, ho detto all'inizio, è un'ottima è un'ottima squadra, quindi chiaramente ecco, stanno facendo loro la partita, perché probabilmente sono venuti qua con questo intento sperando di portarsi a casa la vittoria, ma di fronte c'è per il momento un centro attento e concentrato. Parte alla grande Elia Cinquini, però loro recuperano bene la pallina. Qui Barbosa cerca di girarsi, chiede un po' troppo a se stesso perché voleva fare una piruletta su due avversari e il centro ha recuperato. Lombardi, questo furetto potrebbe creare sicuramente far male sotto porta del Valdagno, se riuscirà ad arrivare in avanti. Rosi parte, fa tutto da solo, trova lo spazio, poi va alla conclusione. Danna riprende subito, molto attento, però l'arbitro è lì, probabilmente c'è stato un tocco falloso, c'è il time out chiesto dal Centro Giovani Calciatori sul punteggio di 0-0 a 15 minuti e 35 secondi. Qua secondo te, Andrea, che conosci Alessandro Cubisti, cosa sta chiedendo, cosa chiede Ma sicuramente chiede di giocare un pochino più stretti nell'ultima parte della difesa per non prendere qualche piccola infilata che abbiamo avuto. Se si riesce a giocare molto più stretti, forse possiamo anche far bene. Per ora dobbiamo ancora avere qualche azione più incisiva in attacco per poter mettere in crisi il Valdagno. Ecco, solitamente Alessandro Cupisti chiede anche pazienza, no, ai suoi giocatori, perché la partita è lunga, quindi chiaramente possono essere sfruttati anche magari degli errori, no, da parte del Valdagno, perché che possono essere commessi, no, nell'arco della gara. La nostra squadra è anche una squadra che, vedi, nel primo è entrato un altro viareggino, no? E per ora hanno giocato, a parte il portiere, solo tutti viareggini, quindi c'è anche questa voglia di far bene, di dimostrare qualcosa, no? E delle volte questo ti porta anche un po' di euforia, più di frenesia, no? Invece questo qui è un gioco che è veloce, però è un gioco molto che bisogna essere concentrati e saper quando è il momento giusto per infilare il pertugio della porta. Noi stiamo rivedendo che Pablo ha un problema al pattino, perché anche ora è riandato, approfittando del time out, forse chiesto proprio anche per questo, a farselo sistemare. Ecco, speriamo che poi nell'intervallo il nostro massaggiatore Alberto Fortuna riesca a sistemargli questo piccolo problema, perché ovviamente ci vuole integro dal punto di vista anche dell'attrezzatura. Pablo, intanto c'è questa bella conclusione di Luca Lombardi, che ha trovato Danna pronto nella deviazione, ma altrettanto pronti i difensori del Valdagno. Barbosa riavanza, siamo già nella metà pista del centro, però sono stati costretti a un retropassaggio, perché ora vedete anche questa marcatura uomo di Cinquini sull'attenzione, perché è all'esterno della rete. Cinquini che controllava Tomba quasi a uomo. Ecco, in questo caso è importante anche in questo Luca tipo di ha gioco. fatto un buon tiro, è andata un po' alta, però era un buon tiro da lontano, dove basta che qualcuno tocchi o sfiori e la palla diventa quasi imprendibile. Tanto il centro è tornato in qualche modo in avanti, c'era stata una deviazione di un giocatore del Valdagno. Intanto ovviamente Danna chiede la verifica della distanza, che viene concessa alla squadra viareggina. Si fanno sentire anche i supporters bianconeri, c'è il tiro da fuori, la respinta di Bovo con la racchetta, la pallina che viene riconquistata dal Valdagno con Giuliani, riparte con Barbosa, che viene cercato molto dai compagni di squadra. Borregan cerca con la sponda della balaustra di far arrivare la pallina a Borregan, sono dietro la porta di Pablo Gomez. Borregan però non trova lo spazio per il tiro, arriva da lontano con questa sponda che gli è stata fatta per Giuliani, messa in mezzo, in qualche modo arriva la pallina a Borregan. Sembrava che
Cinquini la potesse conquistare. Siamo intanto a 14 minuti dalla conclusione del primo tempo, il risultato che non si sblocca. Era stato Borregan che ha deviato in alto la pallina sulla traversa della porta, difesa da Pablo Gomez, da Danna a Rosi. Per il momento non si vedono movimenti per Puccinelli e Raffaelli dalla panchina del CDC. Poi ovviamente Cupisti, considerando il fatto che manca Federico Mura, squalificato 4 giornate, dovrà gioco forza far ruotare di più i suoi giocatori. Intanto da Rosi a Lombardi che arriva lì, alza, peccato la pallina sulla traversa della porta di Bovo, però è lì, la difende bene Cinquini sull'attacco di Barbosa. C'è l'intervento della forza, c'è il blu, vediamo che fa l'arbitro, c'è il blu oppure l'ammonisce, vediamo che non ce l'ha fatto vedere il cartellino, è un giallo, ammonito Barbosa, sembrava strano blu, però. Appunto, però insomma le sorprese non mancano mai, no? Nel corso di una partita, però in questo caso Cinquini era stato bravo a difendere la pallina e a costringere al fallo l'avversario, Andrea. Sì, infatti ha fatto da segnalare questa bellissima azione di Lombardi. Secondo me Lombardi ha ancora molte potenzialità, no? Poi è uno con la sua velocità, infatti abbiamo analizzato per esempio i primi passi di accelerazione, velocità, è uno che può anche rompere la partita, come si dice anche nel calcio. Come nel calcio, io l'ho detto in tante occasioni, cresciuto molto con l'esperienza fatta a Montebello, no? Dopo la parentesi di Forte dei Marmi, insomma è ritornato a Viareggio un giocatore quasi del tutto completo, no? Nonostante la giovane età. Bisogno di una maturità ora anche sportiva, poi anche lui per ritornare in clima di carnevale, figlio di Carlo Lombardi, uno dei costruttori del Carnevale di Viareggio, che prenderà il via proprio sabato prossimo con l'apertura sui viali a mare, un concerto di Cristina D'Avena alle 15 e poi si comincia con questa kermesse, 6 corsi. Invitiamo ovviamente tutti coloro che ci ascoltano di venire a Viareggio. Intanto c'è un fallo su Samuele Muglia e c'è un tiro diretto, rigore per il CGC. Muglia bravo a conquistarsi da mestierante questo rigore. Vediamo chi una volta era Elia Cinquini, uno specialista che andava lì e aveva infatti Elia Cinquini appunto una fase di realizzativa abbastanza importante. Vediamo se Elia non mi smentisce in questa occasione, anche lui figlio d'arte. Mauro Cinquini, grande giocatore del centro giovani, dell'Odi, di altre squadre, allenatore anche del Forte dei Marmi. Elia Cinquini contro Bovo per questo rigore per il CGC sul punteggio di 0-0, determinante per sbloccare il risultato. Vediamo che il portiere si muove, viene richiamato dal direttore di gara. Tanto Giovanni Bovo fa un po' questo per innervosire probabilmente Elia Cinquini, anche se ovviamente è un giocatore di esperienza, Elia, maturata nel Forte dei Marmi, nel centro, nell'Odi, in altre squadre. Ecco, è pronta al tiro Elia, e però lo mette fuori questo rigore, lo mette fuori. Il tiro era forte, però la mira Andrea ha sbagliato. Sì, non è mai facile, sì, è una punizione, l'abbiamo vista anche una punizione di prima, un rigore, non sono mai facili. Grossa opportunità che aveva avuto il CGC per sbloccare il risultato, scuote il capo anche Angelo Cupisti, il nostro amico collega di vecchia data del Tirreno. Grande esperto di hockey. È stato anche premiato dalla federazione nell'arco degli anni, ovviamente come giocatore. Lui dice che è vecchio, io lo definisco antico, come mi definisco antico anch'io, però ecco, la parola vecchio non la usiamo, anche se ovviamente c'è il rispetto per tutti gli anziani come siamo noi, insomma, perché abbiamo sempre questa voglia di stare qui a raccontarvi questo sport, l'hockey su pista.
e non sono solo, siamo in Italia tanti, no? E questo direi che serve proprio per continuare a promuovere questa disciplina, Andrea. Secondo me è uno sport bellissimo, io non ho mai giocato, però devo dire che è uno sport bellissimo perché è uno sport di velocità, potenza, forza, che a me piace tantissimo. Infatti io il primo anno che sono venuto qua con Alessandro Bertolucci mi sono innamorato di questo gioco, no? E ho cominciato proprio a lavorarci finché poi sono arrivato anche alla nazionale. No, e questo chiaramente è un bel traguardo che hai raggiunto te, Alessandro, insomma ancora attuale CT della nazionale azzurra. Poi abbiamo avuto, ricordiamo anche Massimo Mariotti che è stato qui al centro giovani, ora attuale allenatore del Grosseto. Intanto Cinquini e del Lombardi è stato fermato, riparte Barbosa per il Valdagno e questo era un'azione pericolosa perché Lazzarotto gli si è impennata un po' troppo alta la pallina, ma quello era un tocco, come dici te Andrea in precedenza, che queste deviazioni volanti possono creare davvero grossi pericoli. Diventano proprio all'ultimo secondo, non riesci più, il portiere non riesce più a capire dove va e non riesce più a fare un intervento. Il tiro da fuori di Lombardi, sulla respinta della balaustra è arrivato Muglia, il tiro, la deviazione da mano aperta su conclusione di danna del portiere Bovo, molto attento. Borregan in avanti, Tomba che viene guardato ora da Alex Raffaelli che ha preso il posto di Elia Cinquini proprio per prendere un po' fiato. Vediamo se Alex Raffaelli Andrea riuscirà a trovare gli spazi per le conclusioni da lontano, perché lui è bravo anche lui in questo. No, infatti sono tutti ragazzi in gamba, ti dico, l'allenamento l'ho visto, si allenano tutti con passione, con impegno. Poi dopo ci sono delle squadre che sicuramente sono bravissimo, scusa Andrea, ottimo Pablo su questa conclusione incisiva pericolosa. Ecco, bisogna fare attenzione perché ora il Valdagno sta un pochino premendo sull'acceleratore e la squadra allenata da Luca Chiarello, vediamo che si è impaurita probabilmente per il rigore che ha subito lì, che poteva essere determinante per il passivo nei loro confronti. Intanto sono a 4 i falli di squadra per il Valdagno, 1 per il centro, e ora accelera un pochino la formazione Veneto, ancora la respinta sul tiro da fuori da parte di Gomez, molto attento. Ecco, sono tiri comunque di non una estrema pericolosità, anche se però ovviamente il portiere è lì sempre presente per poterli deviare. Ancora questo tiro di Barbosa che poteva far male se non ci fosse stato l'attenzione di Gomez. Anche ora il Bovo è stato bravo sulla conclusione del CDC. Lombardi in fase difensiva recupera. Ecco, la partita ora è cresciuta un attimo di intensità. Sì. Anche perché è passato un quarto d'ora e c'è stata una leggera prevalenza del Valdagno, ma insomma è stata una partita abbastanza equilibrata, quindi... Va a terra un giocatore del Valdagno, però gli arbitri non sono intervenuti perché ha dato fallo. C'è il time out del secondo fallo per il centro, però ecco c'era stato, e c'è però l'ammonizione di un componente della panchina del Valdagno perché hanno protestato e probabilmente volevano non il fallo di squadra, ma volevano probabilmente un blu. Sì, volevano un blu. Ecco, questo a dimostrazione della tensione e della voglia, insomma, di far bene del Valdagno arrivata a Viareggio. Teme chiaramente la squadra viareggina, anche nella premessa dell'articolo proprio del Tirreno di oggi di Angelo Cupisti c'era proprio il rispetto della squadra veneta, sapendo che il centro aveva bisogno di punti. Hanno sottolineato la pericolosità anche per loro di questa partita. Sì, infatti. All'andata mi sembra che fu una partita abbastanza a senso unico, e invece qua per ora, effettivamente fa un gol in questo momento, su questo stato di equilibrio cambierebbe tanto. Cambierebbe tanto, ed è peccato l'opportunità che c'è stata su quel tiro di rigore con Elia Cinquini che non sia stata sfruttata al meglio, però chiaramente non imputiamo nulla a Elia, perché tutte queste cose possono succedere.
Ancora questo tiro da fuori di Barbosa con scarsa efficacia, è andata addirittura sulla rete di protezione alla balaustra dietro la porta di Gomez, dove c'è Mura sì, dove c'è Mura che è lì che soffre, perché mi immagino io la sua sofferenza, cerca in qualche modo lì di dare una spinta ai suoi compagni di squadra. Raffaelli parte, poi si ferma, vede Lombardi dietro, ora gli fanno spazio i compagni di squadra. Raffaelli da Rosi, c'è Muglia che era dietro la porta di Bovo, è spuntato all'ultimo momento l'attaccante del CDC, ecco la cui conclusione è stata respinta e viene in avanti il Valdagno, la porta si era spostata un attimo a Gomez. Raffaelli, buono il suo intervento, era bravo anche Muglia, è stato disturbato, è scivolato, tutto regolare per gli arbitri che vi ricordo sono Brambilla di Agrate, Vischio di Tiene e l'arbitro al cronometro è Ferrari, che è stato premiato l'altra sera al premio Città di Viareggio dall'amministrazione comunale come nel premio senza arbitri non si gioca, arbitro internazionale Franco Ferrari, quindi si è meritato questo riconoscimento. Fra l'altro allenatore dell'anno dell'Hockey è stato premiato Alessandro Bertolucci, d'altra parte non c'era da cose diverse, insomma con la nazionale, con il Forte dei Marmi l'anno scorso ha centrato risultati importanti, quindi senza dubbio il lavoro sta anche crescendo bene ora col Bassano, anche quindi col Bassano, quindi insomma sta ricostruendo anche una società come quella appunto veneta. Valdagno che lavora ancora questo possesso di pallina a 7 minuti e 30 secondi dalla conclusione del primo tempo, è 0-0 ancora qui a Viareggio contro il CGC di Alessandro Cupisti. Raffaelli, contrastano due avversari esattamente, Giuliani è stato fermato, Raffaelli potrebbe non trova lo spazio per il tiro, indietro per Lombardi che parte, vedete si chiude molto bene anche il Valdagno non concedendo spazio all'avversario, va a rintanarsi tra due avversari. Raffaelli fermato fallosamente, l'intervento del direttore di gara, eravamo già nella metapista del Valdagno, però non è un fallo di squadra, è solo una punizione fischiata ai bianconeri, a favore dei bianconeri, con Raffaelli cerca Muglia di farsi vedere lateralmente, ma invece serve Rosi che avanza, però è defilato Raffaelli, prova lui da lontano sbagliando la mira, però ecco bisogna anche tirare. Sì, però ha fatto un buon tiro, quindi ha fatto una buona parata al portiere. Parte Muglia da dietro alla sua maniera, si è allungata un po' troppo la pallina, aveva trovato uno spazio che i giocatori del Valdagno gli avevano concesso, e queste sono percussioni che potrebbero in qualche modo incidere. Il tiro di Borregan, si distende Pablo Gomez e dice di no. Muglia che parte, gli fanno spazio Rosi in avanti, anche Lombardi prosegue da solo la sua marcia. Muglia poi indietro a Raffaelli, 5 minuti nel frattempo alla conclusione del primo tempo, 0-0 il risultato, come vedete anche dalla nostra sovraimpressione qua della regia del Palabarsacchi. In avanti Rosi aveva mandato in avanti una pallina accompagnata, respinta da Bovo. Muglia ne mantiene il possesso, poi perde per il pressing di due giocatori del Valdagno che avanzano, e qua con il pattino è riuscito Gomez. Muglia si allunga, aveva dribblato l'avversario, poi peccato la pallina che è sfuggita. Barbosa subito dalla parte opposta, capovolgimenti di fronte, vedete, da una parte e dall'altra in questa partita che si
ravviva, c'è l'intervento dell'arbitro. Alex Raffaelli ha commesso fallo, è il terzo per il Centro Giovani, commesso diciamo un'ostruzione. Nicola Palagi, direttore sportivo del CGCC di Seta, lo ricordiamo capitano storico di questo Centro Giovani, lui si è messo a fianco di Alessandro Cupisti in questa nuova avventura, in un ruolo che ricopre molto bene perché è riuscita a ricostruire un ambiente, ricreare l'entusiasmo che poi chiaramente con una serie di risultati che c'erano stati, addirittura la squadra era stata seguita anche in trasferta con un pullman, tanto ora il fallo lo subisce Raffaelli, però chiaramente uno zoccolo duro il Centro Giovani Calciatori in tifoseria riesce sempre a mantenerlo, perché se vogliamo Andrea anche stasera sì, la tribuna centrale è quasi tutta piena, quindi sì, poi il lavoro fatto anche per riconquistare e riportare gente al palazzetto diciamo ha dato i frutti finora. Secondo me ci vorrà tempo a ritornare ai livelli, ai pienoni, chiaramente pienoni, al muro come si diceva che c'era prima, però io l'ho visto dall'altra parte tante volte questo muro, era impressionante veramente. Avanza ancora il centro, vedete, sì, con Bovo che ci mette una pezza, che ora, se prima avevamo annotato gli interventi di Pablo Gomez, ora vanno annotati anche quelli di Bovo, perché il Centro Giovani si è portato in avanti pericolosamente in diverse occasioni. Ora si lamenta Elia Cinquini per questo fallo di squadra che gli è stato fischiato contro, siamo 5 per il Valdagno, 4 per i Viareggini. Gli arbitri però dobbiamo dire che hanno un metro uguale sia da una parte che dall'altra, in una direzione di gara equidistante. Andrea. Sì, per ora stanno arbitrando bene, penso. Rientra Danna nel frattempo ed esce Alex Raffaelli. C'è da dire che l'hockey è uno sport imprevedibile, no? Può succedere, l'hai visto, t'ho sentito il tuo commento durante la partita col Monza veramente negli ultimi secondi. Era davvero imprevedibile, no? Una vittoria. Una vittoria con 2 gol di scarto, addirittura nei 5 minuti finali, e poi è successo di tutto. Sì, sì. E lì il grande merito di quella grande impresa di Federico Mura, che stasera. Ancora una grande parata. Di Gomez, che è lì stasera fatta spettatore. Sì, di Gomez, una parata. Sì. Mura è l'imprevedibile. Sì. Lombardi, Cinquini, Rosi è riuscito nel tiro angolato, deviato da Bovo. Qui ora perde la pallina il giocatore Giuliani, il tiro di Lombardi, la parata di Bovo, bravo Rosi, grande e ora poi Rosi viene messo giù. Ora l'arbitro in questo caso che fa? Il fallo c'è stato da parte del giocatore del Valdagno, che Rosi praticamente l'ha controllato. Danna viene allontanato dal direttore di gara, ecco, dal fallo, meno male, con sportività viene aiutato Rosi a rialzarsi. Qui dobbiamo dire che Liam ha fatto un grande lavoro. Io direi che Rosi è il più continuativo di tutto il campionato per ora, è stato quello che ha avuto un rendimento. Anche ora ha difeso benissimo e ha preso il fallo. No, ma è stato un ragazzo che è piaciuto. Anche questo io è arrivato ce l'avevo a scuola come studente. Sì, me lo ricordo, anche lui diciamo è un tuo collega, giovane, perché è riuscito anche a laurearsi in scienze motorie, quindi anche da questo punto di vista va elogiato, perché ha abbinato lo sport e lo studio. Intanto Danna non riesce a dare forza. Un buon tiro di Cinquini e poteva essere anche sfruttato meglio. Sì, diciamo lui è riuscito ad abbinare un esempio, no? Come lo era stato anche Davide Gavioli nel periodo che era qui a Viareggio, che anche lui era riuscito ad abbinare gli studi universitari, insomma grande giocatore, che lo continuiamo a seguire sempre con tanta passione. Io sono rimasto molto amico. Anche lo stesso, anche perché insomma ha lasciato diciamo il cuore qui a Viareggio, è arrivato un ragazzino portato da Alessandro Bertolucci, che ci ha creduto, no, in lui, e ora si vede insomma è uno dei punti di forza del Trizzino, insomma. Cinquini,
vedete anche con una mano sola controlla davvero la pallina. Siamo nella fase conclusiva di questo primo tempo, 1 minuto e 50 secondi a concludere, 0-0. Rosi parte, bravo Elia, ha fatto tutto bene, se è un po' quando è arrivato lì al tiro, diciamo è venuto debole, però era stato bravo, davvero ha trovato lo spazio per penetrare. Deve rincorrere la pallina Danna perché è un po' troppo lunga quella di Lombardi, ha favorito però il recupero da parte del Valdagno. Dalla panchina ospite danno uno sguardo al cronometro del Pala Barsacchi proprio per vedere quanto manca alla fine. L'allenatore Luca Chiarello invita i suoi e qua c'è rigore per il Valdagno. Trattenuta, abbiamo visto che l'arbitro ha mimato, Rosi dice di no, ha ammonito Rosi, qui ha dato rigore. Anche questo diciamo lascia un po' il tempo che trova, no? Questo rigore a 1,04 dalla fine, però abbiamo visto va sulla pallina il numero 59 Borregan, però è stato deciso il direttore di gara. C'è intanto il time out per il centro chiesto, direttore di gara anche qui Andrea è andato subito deciso. Sì, Lui era lì, ha visto, c'è stato diciamo questa non possibilità di continuare l'azione, però mi è sembrato, però ecco in qualche modo non è che il difensore o il giocatore avversario si può spostare, no? Per consentire all'avversario di tirare, però questa è un'interpretazione. Qui siamo nell'hockey, siamo un po' sempre al limite, no? Fra il fallo, non fallo, blu, non blu, è un po' difficile, cioè ci sono gli arbitri che interpretano questa cosa e giustamente. No, è chiaro che qui poi c'è da farci poco a accettarlo, poi magari condividere o no certe decisioni, rispettarle, però insomma in qualche modo ecco qui dobbiamo dire che qui dalla tribuna, dall'alto ha lasciato un pochino così, perplessi, però l'arbitro era lì e vediamo ora Pablo Gomez se riuscirà come sempre a metterci una pezza. Va Borregan, numero 59, siamo a 1 minuto e 04 secondi dalla conclusione del primo tempo che è 0-0 e come il centro non ha sfruttato il rigore con Cinquini a 12,50 mettendolo fuori il tiro. Vediamo Borregan cosa fa, fischiano i supporters del Viareggio, l'arbitro è lì che comanda la battuta e c'è bravissimo, bravo il portiere Pablo Gomez, però dobbiamo dire che sembrava quasi un tiro accompagnato di allenamento, diciamo, ecco. bravo, io dico bravo, però insomma Borregan non è stato molto bravo, ecco, io dico così rispettando chiaramente, insomma, se ha sentito la responsabilità di questa conclusione. Comunque non è mai facile perché lo spazio che c'ha in un rigore è talmente, io non so come fanno perché veramente... ma io lo dico così ovviamente in senso benevolo, senza voler mancare assolutamente di rispetto ad Alex Borregan, me ne guarderei bene insomma, però poi guarda che per esempio in allenamento io mi sono domandato, no, come mai non provano tanti rigori, tante punizioni, no? Perché poi in partita cambia tutto, cambia la postura, cambia la persona che è davanti. Anche lo stato d'animo, no? Lo stato d'animo, soprattutto quello, questo era un buon tiro. Bel tiro da lontano di Cinquini. Danna, siamo ormai agli ultimi secondi di questo primo tempo, potrebbe riprovare Elia, però si impenna la pallina, il cronometro gira veloce, la pallina la prende il Valdagno e finisce qui il primo tempo 0-0. Diamo la linea alla regia e ci risentiamo per la seconda parte qui da Viareggio.
Ben collegati, cari amici, dal Pala Barzanchi di Viareggio, un saluto da parte di Roy Lepore e Andrea Bemi e dalla parte tecnica qua del nostro palazzetto dello sport per questa partita tra il Centro Giovani Calciatori del Valdagno 0-0. Coloro che si sintonizzassero adesso sulla diretta della FERS, un risultato equilibrato, e poi anche Andrea Bemi con due errori per parte, definiamoli così, su tiri di rigore che Sì. avrebbero potuto, quindi è proprio totalmente equilibrata Sì, anche la da partita questo è punto di equilibrata, vista. c'è stata magari una leggera prevalenza nella prima parte del Valdagno, che ha Ovvio. avuto più tiri, però ha avuto un rigore e un tiro libero, invece Viareggio ha avuto un tiro libero con Cinquini. Poi per il resto la partita secondo me è stata abbastanza equilibrata, il Viareggio ha fatto una buona prestazione, per ora vediamo, speriamo che nel secondo tempo queste cose vengono fuori. Si è visto nella seconda parte un po' di accelerazione, se no il ritmo era abbastanza alto ma costante, non eccessivo. Ecco. Ricordo l'assenza di Federico Mura nel Viareggio, attaccante ex Giovinazzo, squalificato per 4 giornate dopo la partita persa dai bianconeri a Sandrigo la settimana scorsa, e la nostra regia ce lo inquadra puntualmente. Federico Mura, vedete è lì che soffre con il cappellino, parla ora con il portiere Bovo del Valdagno, lo saluta, e quindi è chiaro che è un'assenza importante per Alessandro Cupizzi, allenatore del CGC. Vediamo che insieme con il portiere Pablo Gomez abbiamo Cinquini, Liam Rosi, Muglia e Danna nelle file del Centro Giovane. È andato l'arbitro a controllare la rete, vediamo che tutto è a posto. Hanno fatto un cenno con l'uno all'arbitro al tavolo del cronometro Franco Ferrari. I direttori di gara sono Simone Brambilla di Agrate e Giacomo Vischio di Tiene. Partito il secondo tempo, 6 falli di squadra per il Valdagno, 4 per il Centro Giovani. Rosi manovra per Cinquini, è stato lui che ha avuto l'opportunità del tiro diretto con la pallina messa al lato, e poi Borregan si è visto neutralizzare il rigore da parte del portiere Pablo Gomez. Attacca ora la formazione di casa in maglia viola, arancio il colore delle maglie del Valdagno. Muglia per Rosi, ancora Muglia, Valdagno che si chiude come faceva anche nel corso del primo tempo. Ora credeva Giuliani di avere accanto a sé un compagno, aveva dato la pallina, poi è riuscito a mantenerla lui. Nessun sostenitore al seguito della formazione del Valdagno, come abbiamo detto alla vigilia ci sarebbero voluti biglietti nominativi e quindi hanno preferito rimanere in Veneto e ascoltarci noi qua dal Pala Barzanchi. Ecco. Tanto c'è il gol del Valdagno con questa conclusione da lontano che ha sorpreso il portiere del Centro Giovani Calciatori Pablo Gomez. Vediamo chi ha realizzato il gol. C'è stato dovrebbe trattarsi di Barbosa? No, mi sembra Stavamo controllando il cronometro, quindi il risultato che è cambiato. C'è l'1-0 del Valdagno. Ora controlliamo subito, ecco, nel vedere a chi è stato assegnato il gol. Intanto avanza la formazione del Valdagno fermata. Controlliamo
non abbiamo visto bene, però c'è il gol. Ora controlliamo sul sito della Ferza proprio per vedere a chi è stato assegnato il gol del vantaggio del Valdagno, con questa conclusione che ha sorpreso il portiere Pablo Gomez. Vediamo, tanto siamo a 22:50 dalla conclusione della partita. Valdagno che mantiene il possesso della pallina in fase offensiva, va al tiro, la parata di Pablo Gomez. Sanchez. Avevo visto questo. Sanchez Barbosa, quindi avevamo visto bene. Sì. Giocatore che è stato il più anche intraprendente nel corso del primo tempo. Questo vantaggio che è arrivato quindi nella fase iniziale della ripresa, ora che costringe. Peccato che ha rotto l'equilibrio subito all'inizio del secondo tempo, e questo può creare problemi se non abbiamo subito una reazione importante. Pallina che ora viene sempre tenuta in possesso dal Valdagno, che ora vediamo che però non è riuscita a controllarla, e quindi c'è l'ingaggio a due con Danna e Muglia. Tanto Sanchez Barbosa che viene fatto allontanare, c'è il recupero della pallina subito da parte degli ospiti di Luca Chiarello, la conclusione, parata e neutralizzata da Pablo Gomez. Tanto pronto Lombardi, mentre l'allenatore Luca Chiarello invita i suoi ad accelerare il ritmo, proprio mantenerlo alto ora nel momento in cui la sua squadra ha trovato il vantaggio qui a Viareggio. La respinta di Gomez anche in questa circostanza è stata efficace, il recupero della pallina di Romeo Danna, Rosi. Ora è chiaro che il Centro Giovani Calciatori è chiamato a fare qualcosa di più, Sì. perché deve quantomeno trovare il pareggio, perché questa è una partita delicata, importante, arrivata dopo la sconfitta di Sandrigo, e quindi c'è Muglia che non è riuscito nella deviazione volante da questo tiro da lontano da parte di Elia Cinquini, che viene anche da Pablo Gomez invitato probabilmente ad avanzare un po'. C'è Rosi che serve Muglia, il tiro respinto, Rosi che non riesce a dare al compagno di squadra attenzione, perché il Valdagno qui aveva trovato davvero uno spazio, ha fatto una e buona una combinazione, azione tutta veloce. E qui ecco Andrea, è chiaro che ora il centro si deve scoprire un po' alla ricerca del pareggio, ma deve stare anche attento a non trovare il 2-0 per il però bisogna Valdagno. tentare qualcosa di più, perché effettivamente se no la partita Rimane... segue una strada che non è quella giusta per noi. No, è chiaro. C'è quindi la pallina che viene recuperata dai viareggini con Cinquini. È chiaro che bisogna incidere un pochino e far male, tra virgolette, sotto la porta del Valdagno, per creare quantomeno la pericolosità. Recupera la sfera Giuliani, riparte. Ora è chiaro che l'1-0 ha dato carica maggiore anche ai ragazzi di Luca Chiarello, che ora cercano di mantenere il più a lungo possibile l'iniziativa del gioco per toglierla al Centro Giovani, sorretto dall'incitamento dei propri beniamini, che capiscono il momento delicato della
stagione ma anche della partita stessa. Tira in diagonale Muglia, la respinta del portiere Bovo, Cinquini che riparte, attenzione perché una protezione dietro di lui ci vuole nel caso in cui perda la pallina. Scambia corto con Rosi, ancora Cinquini, Muglia riceve dietro la porta di Bovo, c'è Danna, ne esce per mantenere ora l'iniziativa, proverà Cinquini da lontano, la respinta di Bovo, poi sulla corta respinta è arrivato prima Muglia, la pallina leggermente alta, però ecco qui il centro si è fatto vedere pericoloso, l'autore del vantaggio del Valdagno con Barbosa che mantiene il possesso della pallina, poi Giuliani, numero 59 Borregan, dietro la porta di Gomez. Borregan cerca di, nonostante il pressing di due avversari, è riuscito a mantenere il possesso della pallina. Attenzione perché poteva essere pericoloso questo tiro di Giuliani. Parte Rosi, bravo Liam, bravo, è stato davvero bravo Liam, viene applaudito anche dal suo compagno Federico Mura. Dietro la rete, diagonale pericolosa ancora dei giocatori del Valdagno con Giuliani. Momento difficile della partita per il centro, Andrea. Sì, è un momento importante anche perché ci stiamo provando, ma il portiere sta parando veramente bene. Fuori e si Muglia, stanno intanto difendendo. dentro Lombardi. Sì, infatti aveva bisogno di un po' di cambio. E poi dentro un giocatore, come dicevamo prima, che può rompere un po' il ritmo, la velocità di Lombardi, un furetto, no? Sì. E in questo caso può creare questi problemi, come anche i tiri di Elia. Cinquini sulla corta respinta, ecco ancora una volta Bovo attento, però intanto è stato bravo, ecco, Elia ha capito che bisogna tirare da fuori. Gomez respinge, Lombardi scambia con Danna, Cinquini ancora, tanto Alessandro Cupisti dà delle dritte ai giocatori in pista. Cinquini viene portato largo dai giocatori del Valdagno che hanno capito che lui può tirare da lontano, e quindi bravo il centro, qui c'è l'intervento, qui Danna è stato bravo, ma bravo ancora Luca Lombardi. Siamo al 16:47, tiro diretto, e qui il centro non può fallirlo. È stato bravo Danna perché si è fatto fare questa punizione, o superava l'uomo o era punizione, ormai era inevitabile questa cosa, quindi siamo al 16:47. C'è qualche aggiornamento, Andrea, delle altre piste? No, perché non mi dà, forse non mi dà il mio, però. No, se no al limite davamo qualche aggiornamento se c'era. Tanto c'è il time out. Ora è veramente un'occasione importante da cogliere al volo, perché vedremo, vediamo chi si incarica. Chi tira. Ho visto a Sandrigo sabato, è andato Lombardi in un paio, anche secondo me sembra Lombardi pronto. Ma secondo me va Samu, perché va Muglia, perché sì. Ora guardiamo se questo è un momento importante della partita, perché il centro è sotto di 1-0 in casa con il Valdagno, che è andato in gol proprio dopo 2 minuti dal via del secondo tempo. Portiere Bovo che è andato fuori a farsi pulire la visiera. Sono chiari questi momenti per togliere un pochino il ritmo, per a Muglia non gli tolgo. No, però insomma sì, è vero, però no, hai ragione, rompi la concentrazione, le tue tecniche, perché è chiaro che vedi, addirizza la porta, si mette giù, insomma intanto minuti sono passati, anche se chiaramente nell'hockey il tempo è fermo. C'è Muglia che ha una grossa responsabilità, perché questa è una partita importante che il centro non può perdere. Samu Muglia però ci è andato un po' mollo, non ci è andato
con quella grinta forse che ci voleva in questa occasione. Tiro debole e il portiere ha respinto, quindi un'altra occasione non sfruttata dal centro che l'ha avuta, perché nel primo tempo ce n'è stata una con Cinquini, ora con Muglia, quindi dopo alla lunga sono situazioni che possono pesare sul computo della partita, che vede il Valdagno in vantaggio 1-0 a 16 minuti dalla conclusione di questa gara, che è equilibrata nonostante questo vantaggio che è arrivato della formazione ospite, però il centro se la sta giocando alla pari. Sì, poi nell'hockey effettivamente, anche se per ora il gol è stato uno solo, però un gol nell'hockey è quasi niente. Anche qui bella infatti, azione di Lombardi con la deviazione efficace con la racchetta del portiere Bovo su Liam Rosi, però ci sono anche i portieri del resto. Sì. Il centro è con Lombardi, bravo Luca, ancora Muglia qui sfortunato, il centro ecco non ha neanche dalla sua che gli giri tutto bene, no? Sì, ma comunque loro lasciano pochissime occasioni, no? Queste pochissime bisognerebbe cominciare a realizzare, perché sennò dopo diventa veramente dura. Anche perché i minuti stanno trascorrendo inesorabili sul cronometro elettronico rinnovato qua nel Palabarsacchi di Viareggio. 15 minuti da giocare, 11 secondi. L'autore del gol minimo prezioso del vantaggio 1-0 del Valdagno, poi ha perso l'attimo del tiro, ha sbagliato l'assist, viene Muglia in avanti, mette per Rosi che tira in diagonale, ma Bovo è attento, contropiede del Valdagno, fermato da il ritorno di Elia Cinquini. Barbosa, poi ancora Borregan, questo numero 10 del Valdagno su tutte le palline si sbraccia Luca Chiarello, l'allenatore, dicendo di rimanere in profondità ai suoi. Riparte Cinquini ma non c'è lo spazio, quindi dà indietro a Muglia che avanza, davanti a lui un giocatore, un altro, mette in mezzo per Lombardi. Muglia recupera la pallina, ci prova, respinta, Lombardi la riprende, è preoccupato l'allenatore del Valdagno, cammina diciamo nervoso perché vede che il centro quando avanza può creare qualche pericolo anche la formazione di Alessandro Cupisti. Valdagno che già nella metà pista bianconera, stasera in maglia viola, 13 minuti e 50 secondi a concludere l'incontro, 1-0 il punteggio per il Valdagno che mantiene il possesso della pallina, la svirgola Borregan, però la recupera, la rimanda in avanti dove Cinquini però arriva prima del suo avversario che è Tomba e riparte Cinquini, lascia a Lombardi che lo ha seguito dietro. Muglia intanto continua a riscaldarsi ai bordi della panchina. Viareggina era stato entrato messo, Raffaelli ora. è entrato anche Alex Raffaelli, manca Mura, lo ricordo, squalificato 4 giornate nel centro giovani, un'assenza pesante, un cambio in meno per il centro giovani calciatori. La botta da lontano, sbagliata la mira però di Cinquini, la balauzza che ha spinto la pallina e Borregan che ritorna in avanti, la cede a Borregan, laterale ancora Barbosa, servito dai compagni, questo numero 10 tocca quasi tutte le palline del Valdagno. Si sta giocando bene, ma vedete, un po' tutta la squadra stanno facendo un buon lavoro, ma anche la nostra, più o meno la partita era... Diciamo appunto l'equilibrio è stato rotto da questo gol dopo 2 minuti dal via infatti. del secondo tempo, se no vedete che l'avevamo detto nel primo tempo che un gol avrebbe potuto... È chiaro, qui bravo Borregan, si è liberato di Lombardi, poi c'è Alex Raffaelli che va in marcatura stretta, ora raddoppia anche Lombardi in fase difensiva, bravo, insieme ad Alex stanno cercando di uscire dalla retroguardia Viareggina e ci sono riusciti perché siamo già in avanti. Attenzione perché Cinquini aggancia bene, era stato un ottimo assist di
Luca Lombardi, però nella circostanza Eli ha trovato Bovo, sempre molto attento anche questo estremo difensore del Valdagno. C'è un altro time out chiesto da Alessandro Cupisti, perché ha capito che è un momento in cui il centro, se riesce a trovare gli spazi giusti, può trovare il pareggio, che poi meriterebbe anche. Ecco, questo non è un auspicio di parte, però insomma le immagini credo che parlino abbastanza chiaro, anche se la supremazia territoriale in qualche frangente della gara è del Valdagno, però sta giocando la sua onesta partita anche il Centro Giovani. Cioè, secondo me solo la prima parte del primo tempo, ecco, poi dopo la partita si è un po' più equilibrata, forse hanno avuto qualche tiro in più, però dopo ora stiamo facendo un buon forcing, vediamo. 11 minuti ancora da giocare, 56 secondi per sperare quantomeno in questo gol che riporta in parità l'incontro qui alla Pala Barsacchi. Ma quantomeno finora manca 12 minuti, ce la stiamo giocando in tutto e per tutto. Quindi, no, considerando come detto il valore del Valdagno e l'assenza, lo ridiciamo un'altra volta, diciamo, di Mura, però, che in questo momento di equilibrio poteva essere quello che cambiava l'equilibrio. No, ma era poi un cambio chiaramente in più per l'allenatore. No, ma poi lui Alessandro ha questo Cupisti. estro che in una partita che è così un po'... ti estrae dal cilindro qualche numero dei suoi, e quindi Lombardi parte, però non trova lo spazio e dà ad Alex Raffaelli. Il Valdagno concede davvero poco, ci prova Alex con una pallina presa con un gesto felino da questo portiere Bovo, perché era proprio indirizzata all'angolino basso. Ha fatto un'altra bellissima parata, e altrettanto bravo Alex Raffaelli con questa conclusione precisa, una rasoiata come viene definita, ma il portiere si è superato del Valdagno. Ora è uscito Cinquini, perché anche lui ha bisogno di qualche boccata di ossigeno, perché sennò fa il super lavoro. Però il centro deve crederci, perché chiaramente anche questa conclusione di Alex Raffaelli e indietro chiaramente controllare, non rischiare di subire il secondo gol per rimanere in partita fino in fondo, perché nell'hockey fino all'ultimo secondo c'è la speranza, fino a che non arriva il fischio e la sirena che dice basta e chiude la contesa. Bravo Gomez, pallina accompagnata di Barbosa. Sulla seconda respinta è Giuliani, ancora Barbosa, Giuliani. Nel frattempo è entrato anche Crocco con la maglia numero 6 nel Valdagno, in pista anche Tomba, anche l'allenatore Luca Chiarello ruota i giocatori a sua disposizione. Altra pallina pericolosa che viene ad attraversare tutta l'area di Areggina. Riparte Rosi con calma. Anche questo. Lombardi però voleva servire Danna, pallina corta, attenzione, bravo il portiere Gomez. Raffaelli, disturbato dall'avversario, riesce a difendere la pallina alla meglio, la mantiene in suo possesso, la dà a Danna. Rosi che viene dal dietro, Danna che va in avanti, la mette nel mezzo, sembrava fatta, invece c'era Bovo lì a dire di no, però bella azione del centro. Questa è stata una buona azione. Questa è una bella triangolazione, il centro meritava, però sta premendo, sembra un momento favorevole ai bianconeri. Danna! Sembrava dentro, un non nulla che va fuori questa pallina. Già due occasionissime per i viareggini. Va a terra con l'uscita del portiere, qui è stato bravo Bovo perché ci ha messo anche un po' di mestiere. Riparte il Valdagno, attenzione! Dalla parte opposta c'è il portiere Pablo Gomez, la difesa del centro viene fuori, va a terra
Danna, qui ci potrebbe essere il fallo di squadra che però non viene dato. Sì, viene dato. Viene dato. 7 falli di squadra per il Valdagno, 4 per il Centro, che ha accelerato un attimino il ritmo perché ha capito che deve segnare ora, o quantomeno deve segnare se non vuol perdere la partita. Rientrato Cinquini ora. C'è il fischio perché c'è stato un contrasto sicuramente. Intanto esce Tomba nelle file del Valdagno, anche lui va a prendersi una boccata di ossigeno. Giuliani, esce anche Borregan, Barbosa, anzi no, Barbosa che è uscito, Crocco, stanno spendendo molto anche i giocatori del Valdagno, Andrea, quindi ovviamente li vuol ruotare l'allenatore. Sì, infatti, questo è uno sport che devi essere al massimo delle tue possibilità proprio mentre giochi, quindi hai bisogno di alcuni momenti in cui, se no dai tutto e poi dopo è finita. Danna per Lombardi, intanto c'è un fallo visto di Cinquini agganciando l'avversario, e quindi c'è il fallo di squadra anche per i viareggini che salgono a 5, 7 però il Valdagno, 1-0 ancora per la squadra veneta di Luca Chiarello, con Muglia in piedi poco lontano dal tecnico Alessandro Cupisti. Per un altro fallo, siamo a 6. Siamo a 6, è chiaro che ora la partita affiora anche un po' di stanchezza. Ora entra nel clou proprio. Nel momento clou, nel momento delicato, dove chiaramente il Centro non deve subire il secondo gol del Valdagno per rimanere in partita fino in fondo. Cinquini cerca il compagno di squadra, viene incontro Danna, ora avanza, tira Cinquini, spinge dal dietro l'avversario con un po' di mestiere, però Giuliani recupera la pallina. Valdagno che manovra chiaramente per togliere l'iniziativa al Centro Giovane, che ha avuto, diciamo, quell'attimo in cui aveva dato quell'accelerata, però ora il Valdagno cerca un po' di addormentarla, no? La partita, Andrea, sì. Ha visto questo momento di fuoco del Centro e ora... Infatti ora rientra anche Muglia, ora veramente siamo alla ricerca proprio con tutti gli attaccanti. No, ecco perché come si diceva prima, ci fosse stato un Mura sarebbero stati tutti e tre in pista, no? Ora sì. In questo momento, come è già successo contro il Monza o anche in altre occasioni, quando dovevi recuperare la partita costringendo gli avversari chiaramente a marcarti, però ora ci vorrebbe una giocata delle sue di Muglia, un'invenzione delle sue, o un tiro da lontano che possa in qualche modo creare difficoltà al portiere Bovo, che è stato come Pablo Gomez bravo, molto bravo nella circostanza. Lombardi, hai visto, non ha trovato la possibilità di proseguire nel suo guizzo, tanto 6 minuti alla conclusione della gara, 1-0 per il Valdagno, il tiro di Alex Raffaelli attenzione, il tiro di Giuliani, ora è Crocco, largo, intanto Barbosa dà delle direttive ai suoi e rientra subito, proprio il tempo di prendere una boccata. Questo numero 10 l'allenatore lo vuole in campo sempre. Anch'io che lo teneva sempre, ha fatto gli straordinari. No, anche perché insomma è uno dei più bravi della squadra e chiaramente l'allenatore ha capito che deve stare dentro. Lombardi costretto a dare indietro ad Alex Raffaelli. Prova Lombardi, però Muglia è stato anticipato da Borregan, sbagliato di Cinquini il passaggio in avanti,
e c'è il gol, il raddoppio di Barbosa. E ancora lui. C'è stata questa pallina persa in modo ingenuo al 5:16 e c'è stato questo raddoppio di Barbosa, un tiro fatto molto molto bene. Se la regia ce l'ha fatta vedere, Sì, ha probabilmente trovato il proprio lo portiere pensava spazio, che- lui si è fatto trovare pronto, c'è stato questo disimpegno di questa partita, rivediamo Sì, la è regia arrivato- nel replay, l'ha messa, l'ha messa lì proprio il palo, Sì. dove in questa circostanza Gomez si era disteso pensando Sì, sì. a un tiro più lontano, e questa è stata una doccia davvero molto fredda, doppietta quindi per Manuel Thiago Sanchez Barbosa, quando siamo a 5 minuti e 16 secondi dalla conclusione di questa partita davvero pesante. E ora comincia a diventare pesante la cosa. Perché Diciamo che però sabato scorso il Valdagno vinceva 2-0, il Monza ha recuperato 2-2. speriamo in questa Noi tua previsione. diciamo anche in questa previsione chiaramente ci attacchiamo a tutte quelle possibilità, ricordando anche la partita con il Monza proprio qui vinta da 100 giovani calciatori, quindi l'hockey può regalare qualsiasi tipo di emozioni, però è chiaramente il centro deve trovare gol, altrimenti è dura, perché i minuti sono pochi ancora a disposizione di questa partita che si sapeva che era difficile, però è stata diciamo equilibrata. Ora qui si equilibrano i falli di squadra perché il centro sale a 7 come il Valdagno. È stata equilibrata e diciamo questo è forse il paradosso, no, di questa situazione, Sì, di questa il partita. disequilibrio l'ha fatto Barbosa. Però appunto questo giocatore qui ha fatto la differenza, è riuscito a ottimizzare le occasioni che gli sono capitate. Attenzione perché ora qui è bravo Gomez evitando il 3-0. Le occasioni c'erano state anche per il centro giovani con questi tiri diretti che ha avuto, dove chiaramente anche il Valdagno dalla sua, però la squadra di Alessandro Kubizza aveva avuto l'opportunità anche di poter far gol, tanto che una carambola di pallina favorisce il Valdagno, poi ecco quando poi sono queste Quando va serate no, dove non ti va bene nulla, anche una carambola diciamo, anziché essere a favore del centro è stata a favore del Valdagno, che continua ancora a venire in avanti. Chiaro che ora ha tutto il vantaggio anche di addormentare la partita, il 2-0 a favore della squadra ospite, e consente di intanto avanza ancora e c'è questo bel numero di Giuliani che ha messo però al lato proprio nel momento in cui è andata la conclusione. Lombardi anticipata dalla difesa del Valdagno che viene prontamente subito in avanti. Siamo a 3 minuti e 30 secondi dalla conclusione della gara, 2-0 per il Valdagno il risultato. Sanchez Barbosa, autore del secondo gol e anche del primo. Muglia che parte per il Viareggio, si allunga la pallina, favorisce Di Qui Giovanni che la recupera, poi subito in avanti il Valdagno, ancora Barbosa, alza la testa, chiede il triangolo, lo ottiene perché la pallina ce l'ha ancora lui. Dalla parte opposta Giuliani, vedete che cerca ancora il compagno di squadra con la maglia numero 10, Giuliani, Borregan. Tanto c'è il time out chiesto dalla formazione del Valdagno. Siamo a 2 minuti e 47 secondi dalla conclusione di questa gara che vede sotto 2-0 il CDC sul Valdagno. Andrea, e qua diciamo che c'è davvero poco. Diciamo che non è ancora finita perché 2 minuti e 47 nell'hockey sono tanti. Però hanno messo una buona ipoteca. Ci voleva ecco, che il centro avesse trovato un gol quantomeno per giocarsela poi disperatamente o che lo fino alla trovi fine. nei prossimi Ora, secondi. nell'immediatezza è chiaro che allora può dare una svolta diversa a questa partita che
e ora si è incanalata su un binario negativo Sì. per il punteggio, anche se la prestazione dobbiamo dire Sì. che in qualche modo c'è stata, no? Anche Sì, se poi infatti è proprio quello il problema, che il rammarico può essere anche questo, altre no? partite, come per esempio a Follonica, la prestazione c'è stata, e poi magari prendi un gol e Forse, dopo forse non c'è stata sabato a San Drigo, forse non c'è ammessa stata anche sabato dallo a San staff Drigo tecnico, ecco. sì, che era la partita, che era una partita Fondamentale, importante, ecco. sì, voglio di fondamentale ma molto Però importante. chiaramente il San Drigo là era ultimo, ora Sì. c'è il Montebello e che con quella vittoria il San Drigo ha preso una boccata di ossigeno e si è portata in avanti. Intanto Lombardi per Muglia, Bovo ha respinto, Ha alzato la stecca. ha alzato la stecca, però insomma vediamo che c'è la ripresa del gioco è per i veneti. L'arbitro si avvicina per verificare la distanza di Rosi e poi ecco bella assist, bella parata di Gomez, però bella assist di Barbosa per il compagno di squadra. Cinquini, Lombardi per Rosi al tiro, ci mette una pezza il Valdagno che viene in avanti e ora sbaglia, mira il numero 6 Croc, è chiaro che ora il centro è sbilanciato, sì. Siamo a 1 minuto e 50 secondi dalla conclusione della partita, 2-0 per il Valdagno, il centro si apre un po', il Valdagno cerca di approfittarne, la conclusione di Lombardi va fuori, poi Muglia indietro a Cinquini che tira da lontano, la respinta dei giocatori del Valdagno che sono stati diciamo perfetti stasera qua al Pala Barzanchi, perché hanno concesso davvero nulla al centro giovani. Ora tentano di portare il tempo. No, è chiaro che ora si mantengono il possesso della pallina, siamo a 1 minuto dalla conclusione della gara, con Giuliani non tolgono tanto di prepotenza. Rosi si è conquistato la pallina, viene in avanti, qua subisce fallo, l'ottavo per il Valdagno. Liam Rosi, autore di una prestazione positiva anche stasera. Sì. Il tiro da lontano di Elia Cinquini probabilmente deviato, l'arbitro però ha fatto cenno che forse la pallina era alta, Elia non è dello stesso parere. Siamo a 53 secondi dalla conclusione della partita, è davvero dura, 2-0 per il Valdagno, centro che spera fino in fondo, perché chiaramente la speranza è l'ultima a morire, come si dice in questi casi. Il gol di Muglia a 49 secondi dalla conclusione, si arrivava prima però. Si arrivava prima, era una di quelle spizzicate come dicevi te prima che diventano pericolose, il tiro da lontano, però ci sono 49 secondi tutti da giocare e vediamo che succede. Almeno un possesso ce l'abbiamo. 2-1 il punteggio, la pallina riconquistata da Lombardi, c'è Cinquini, Lombardi, Muglia, Lombardi che mantiene ancora la sfera, Lombardi che va giù, Rosi. Potrebbe uscire Gomez dalla porta ed entrare Danna, ma non lo fa Cupisti perché potrebbe diventare pericoloso il gioco. Esce Gomez ed entra Danna, 5 uomini di movimento per il centro giovani calciatori a 26 secondi dalla conclusione della partita, e qui potrebbe succedere davvero di tutto, perché Loche ci insegna che tutto può succedere. Il centro giovani calciatori lo ha dimostrato già contro il Monza che ha recuperato i 2 gol proprio al Valdagno. La pallina si alza di Danna, cercava di darla a Muglia, non ci è riuscito, 10 secondi dalla conclusione della partita, sono 8, sono 7, la porta è sguarnita, potrebbe tirare e c'è il gol. E c'è il terzo gol ancora di lui, sempre lui, questo Barbosa, che stasera ha fatto davvero il bello e cattivo tempo qui al Pala Barzanchi.
siamo a 20 secondi, Barbosa che segna il gol del 3-1 ma a porta vuota, un gol questo che A 2 secondi. a 2 secondi dalla fine di questa partita chiude definitivamente la speranza. Sempre lui, Sanchez Barbosa, ha fermato la pallina davanti alla porta sguarnita e c'è ora il gol di Samuele Muglia. Ma perché non sono arrivati prima questi gol? Ma perché non sono arrivati prima questi gol? Ma perché non sono arrivati prima questi gol? La partita finisce, però il gol non viene assegnato? O viene assegnato? Comunque 3-1, 3-2, non sappiamo, ci dia il giallo come la partita del Monza. 3-1, 3-2. Muglia ha tirato, ha fatto gol, però ecco c'è il rammarico che questi gol, se fossero arrivati prima, Sì, negli Andrea, ultimi minuti abbiamo fatto tanti gol. cioè che roba, invece roba assurda. Il gol viene dato 3-2, però la partita finisce e c'è il rammarico. E c'è il rammarico, Andrea, di aver perso questa partita. sì, perché in certi momenti bisognava fare cioè loro hanno difeso bene, hanno giocato bene, il portiere ha parato quello che doveva parare, però forse qualcosina in più bisognava provarlo per poter scardinare questa partita. La squadra ce l'ha messa tutta, veramente. C'è Gomez, vedete che è lì con il capo teso, quasi non sappiamo se piange, se si dispera, perché chiaramente lui sente questa partita, sente perché, la maglia, sì, si è perché forse con bene. tutti i tiri che ha preso, forse il primo gol non era un tiro impossibile. Impossibile, ecco. Quindi lui che è anche autocritico, no? Un ragazzo davvero infatti, bravo una persona da questo speciale, punto di vista. E il Viareggio ha perso 3-2. Dobbiamo dire che c'è questa tripletta di Manuel, Thiago, Sanchez, Barbosa e c'è questa doppietta di Muglia, che è arrivato proprio in questi secondi finali, quando ormai, diciamo, le speranze erano legate al lumicino e sembrava che il centro potesse tentare il miracolo come l'aveva tentato in altre occasioni, però sì, e i miracoli invece non ci è riuscito. Peccato, dobbiamo dire, perché è stata una partita equilibrata, forse il pareggio se lo sarebbe anche meritato il 100 giovani calciatori, e questo non è un giudizio di parte, anche se dobbiamo complimentarci con il Valdagno di Luca Chiarello, però il 100 giovani calciatori esce sconfitto da questa gara davanti al suo pubblico che è ammutolito, perché chiaramente perdere una partita così quando hai trovato questi gol, diciamo, nei secondi finali, aveva riacceso, hai dimostrato che potevi farli. Sei rimasto vivo, ecco, la squadra ha accusato il colpo, perché vediamo anche il Capitan Dan lì in ginocchio. C'è un palazzetto in silenzio. Viene debolmente applaudito il Valdagno, quasi, ecco, per sportività comunque, viene accompagnato negli spogliatoi, viene salutato anche dai ragazzini che come sempre sono lì presenti alla balaustra all'entrata nello spogliatoio del sottopassaggio del 100 giovani calciatori. Il Valdagno se ne torna a casa con questi 3 punti davvero pesanti. Il portiere Bobo, vedete, va a salutare i giovanissimi che sono lì, come pure anche i giocatori del 100 giovani calciatori, che mestamente guadagnano gli spogliatoi, ma il pubblico di casa ha capito l'affetto che deve regalargli a questa squadra e gliel'ha regalato anche stasera. Noi ci congediamo qua dal Pala Barsacchi ribadendo il 3-2 a favore del Valdagno sul 100 giovani calciatori, ringraziando come sempre tutti voi per la gentile attenzione. Ringrazio Andrea Bemi che ci ha accompagnato grazie a te stasera, che mi hai fatto fare questa esperienza che mi mancava. E salutiamo anche la nostra parte tecnica, come sempre molto molto brava. A risentirci alle prossime occasioni. Grazie.